Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Scusate per il ritardo dovuto a problemi tecnici indipendenti dalla nostra volontà. I titoli subito. Catania, una ventenne tenta la truffa del finto carabiniere. Nella fuga rompe il femore all'anziana vittima, arrestato per rapine e lesioni. Altri 13 raggiri sventati nell'Acese. Palermo, scoppiata la guerra tra bande di trafficanti di droga, colpi d'arma da fuoco e roghi d'auto. A Trapani la cocaina rosa spacciata tra i giovani. Taormina, medico del pronto soccorso aggredito con un taglierino da un immigrato arrestato dai carabinieri. Anche il Ministero della Salute dispone un'ispezione nell'azienda sanitaria di Trapani sui ritardi nei referti. Ora l'assessore Faraone assicura l'arretrato è stato azzerato. Forte vento di scirocco su Palermo, l'allerta della protezione civile. Uscite solo se necessario, evitate monopattini, bici, moto, voli dirottati o ritardati, rami caduti in diverse parti della città. Catania, le torri di Librino abbandonate nel degrado, sit-in del Sunia che accusa il comune, troppe famiglie in alloggi malsani e sovraffollati. Calcio in Serie B, il Palermo in campo stasera al Barbera contro la Cremonese, ancora qualche dubbio di formazione per Dionisi che punta alla svolta in campionato. Serie C, obiettivo continuità per il Catania che guarda al derby di domenica a Messina. I rossazzurri minano al sesto risultato utile consecutivo, trasferta vietata ai tifosi etnei. Catania, una ventenne tenta la truffa del finto carabiniere, nella fuga rompe il femore all'anziana vittima, arrestato per rapine e lesioni. Altri 13 truffe sventate nell'Acese per la denuncia delle vittime designate ai carabinieri. Tonino De Mana. Un giovane di 20 anni, protagonista di una truffa ad un'anziana con la tecnica del falso maresciallo dei carabinieri che vuole aiutare la figlia coinvolta in un inesistente incidente stradale, è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali, reati commessi in concorso con un complice ancora non identificato. Nei suoi confronti la polizia di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. I fatti contestati risalgono al 24 gennaio scorso, quando il truffatore, qualificatosi come appartenente ai carabinieri, si è presentato nell'abitazione dell'anziana che aveva consegnato a sua volta una borsa contenente monili in oro per un valore complessivo di 20.000 euro. L'arrivo della figlia ha scatenato la reazione del sedicente carabiniere che, durante la fuga, ha provocato la frattura del femore all'anziana ed una ferita alla mano della figlia. Le tempestive indagini, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di identificare il giovane truffatore. Intanto i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno sventato altri 13 tentativi di truffa messi in atto tra Pedara, Via Grande Aci Castello ed Aci Reale. Allo Zen di Palermo, auto bruciate o crivellate di pallottole, centri scommesse date alle fiamme, saracinesche danneggiate a fucilate e almeno un ferito in una rissa. È faida tra bande per il controllo dello spaccio e delle scommesse clandestine. Maglio Viola. Una vera e propria faida fra gruppi dello Zen e forse anche del quartiere Sperone, legata al controllo delle scommesse clandestine e dello spaccio di droga. Alta tensione ormai da oltre una settimana nel quartiere, con ripetuti incendi dolosi di autovetture. Altre 2 auto sono andate a fuoco nelle ultime ore in via Gino Zappa. Si tratta di una Fiat Panda e di una Fiat 600 appartenenti alla medesima persona già nota alle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi altri 2 incendi di autovetture erano stati spenti sempre nel medesimo quadrilatero di strade del quartiere, ma non basta. Nella vicina via Fausto Coppi, quasi 48 ore fa, qualcuno ha sparato contro la saracinesca di un garage almeno 30 colpi di fucile. Nei giorni precedenti l'auto bruciata, una vettura danneggiata anche in questo caso a colpi di fucile, poi proiettili contro una persiana e un ulteriore incendio in una sala scommesse sempre in via Gino Zappa. La lunga sequenza di eventi vede anche colpi d'arma da fuoco sparati contro la saracinesca di un altro centro scommessa, questa volta in via Ignazio Mormino. Per i carabinieri che indagano si tratta proprio di una faida fra piccoli pregiudicati per
il controllo dei lucrosi affari criminali della zona. Intanto sono in corso indagini anche per risalire all'aggressore di un giovane di 31 anni che si trova ricoverato sempre in gravi condizioni all'ospedale di Villa Sofia dopo essere stato ferito con diverse coltellate al petto, mentre un secondo ferito, questa volta a colpi d'arma da fuoco ma in maniera meno grave, è stato ricoverato in queste ore a Villa Sofia. Ma di quest'ultima vicenda, maturata fra lo Zen e lo Sperone, ancora si sa poco, anche se potrebbe essere legata anche in questo caso alla medesima faida. Un'altra rete di spaccio è stata sventata nella frazione trapanese di Xitta. 3 le persone in carcere, 6 con obbligo di dimora. L'organizzazione trafficava diversi tipi di droga, compresa la cocaina rosa. Laura Spanò. C'era anche la possibilità di acquistare la cosiddetta cocaina rosa, quella che piace tanto ai minorenni. Era uno dei servizi offerti dall'organizzazione smantellata nella notte dai carabinieri nella frazione trapanese di Xitta. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani, hanno permesso di smantellare un'importante piazza di spaccio attiva nella frazione Xitta e di documentarne le interazioni con analoghe realtà della città di Trapani, ove sarebbe avvenuta anche la cessione della cosiddetta cocaina rosa. Tra le tipologie di droga venduta poi non mancava l'hashish, la marijuana, l'eroina, la cocaina. 3 le persone finite in carcere, per 6 scattato l'obbligo di dimora, sono accusati in concorso e a vario titolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, riciclaggio tentato ed evasione. L'indagine era scattata dopo l'incendio di alcune autovetture avvenuto nel settembre 2023. I militari, partendo da questo fatto di cronaca, sono riusciti a smantellare l'importante piazza di spaccio attiva nella frazione di Xitta, ma i cui componenti erano spesso collegati con un'analoga realtà che orbita invece nel quartiere trapanese di Milo Fontanelle. Nel corso delle indagini durate un anno sono state tantissime le cessioni documentate dai carabinieri, che sarebbero state effettuate ai clienti anche con vere e proprie consegne a domicilio. A Raffadali, nell'Agrigentino, arrestati 7 uomini ritenuti gli autori del furto di un furgone e di alcune motociclette che erano state sistemate nell'area espositiva di una concessionaria. Il gruppo è stato bloccato dopo un breve inseguimento a Siculiana. La rifurtiva è stata recuperata e consegnata al proprietario. A Taormina, un medico del pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo è stato aggredito con un taglierino da un immigrato, poi arrestato dai carabinieri. Francesco Triolo. Resistenza pubblico ufficiale con l'aggravante di aver agito contro il personale sanitario. Con queste accuse un uomo, cittadino extracomunitario, armato di taglierino, è stato arrestato dai carabinieri a Taormina. L'allarme è stato lanciato dal personale medico del pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo, che aveva segnalato al 112 la presenza dell'uomo e le minacce, chiedendo l'intervento dei militari. Poco prima, infatti, il 48enne senegalese, nel momento in cui il medico stava per somministrargli un farmaco, aveva estratto dalla tasca una lametta, aggredendolo e tentando di colpirlo più volte alla gola. L'uomo è stato quindi portato in caserma, dove, una volta raccolta la testimonianza della vittima e dopo aver analizzato le immagini di videosorveglianza dell'ospedale che hanno ripreso le fasi salienti dell'aggressione, è stato arrestato in flagranza differita. Il giudice per le udienze preliminari ha convalidato l'arresto e disposto per il 48enne l'applicazione di una misura di sicurezza. Il Ministero della Salute dispone un'ispezione nell'azienda sanitaria di Trapani per i ritardi nei referti. Mentre l'assessore Faraoni annuncia che l'arretrato ormai si è azzerato, emergono le storie di chi è stato costretto a convivere per mesi con l'ansia di una diagnosi che non arrivava. Lorena Dolci. Un ingrossamento della tiroide, un neo sulla pelle, un polipo sospetto, l'ansia di una diagnosi che non arriva. Pazienti che hanno atteso per mesi il verdetto su patologie in grado di sconvolgere la vita. Quei referti sui campioni istologici giacevano invece nei cassetti dell'Aspe di Trapani. Dopo l'inchiesta della Procura di Marsala e gli ispettori della Regione, anche il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione all'ospedale di Castelvetrano. 3.300 gli esami da completare, mentre nuovi casi vengono alla luce, come quello di Anna Maria Todaro, operata il 24 gennaio per un tumore alla pelle. Il racconto della compagna. A un mese e qualche giorno ci sono ritornata, ma niente, l'esame non è pronto. Mi hanno detto di ritornare fra 15-20 giorni o eventualmente chiamassero loro.
ma ancora niente, non ha chiamato nessuno. Giustamente l'ansia c'è. O la storia di Rosangela Coppola, un'infermiera di Alcamo, dopo la scoperta che la madre aveva un polipo. L'hanno mandato ad analizzare i primi di novembre. Il responso dell'esame istologico è arrivato intorno al 17 di gennaio. In pratica era un carcinoma intramucoso. In un ulteriore controllo è spuntata una recidiva, che è stata nuovamente mandata ad analizzare, e aspettiamo l'esito di questo ulteriore esame istologico da 2 mesi. Tra gli esami esitati in ritardo anche quello dell'ex deputato regionale Nino Oddo. Ci sono probabilmente inadeguatezze, responsabilità, incapacità, ritardi dolosi. Il piano straordinario della regione, che ha coinvolto tutte le ASP, ha infine azzerato i referti, annuncia l'assessore alla salute Faraoni. Adesso una task force dovrà comunicare al più presto i risultati ai pazienti. La moglie del boss, sostenuta dal clan Cappello alle ultime regionali in Sicilia, è un altro inquietante risvolto del blitz antimafia di ieri a Catania e a Messina, con 39 arresti. Giusy Lazzara. Non c'è solo la mafia delle estorsioni e della droga, i boss fanno anche campagna elettorale per le regionali in Sicilia del settembre del 2022. La candidata della Democrazia Cristiana, Angela Reale, moglie di un boss, secondo le indagini aveva ricevuto il sostegno del clan Cappello Cintorino. Sostegno però che valse appena 237 voti e la nona elezione. Tutto è stato documentato nel blitz antimafia di ieri tra Catania e Messina, con 39 arresti. Per gli inquirenti Angela Reale non rientra nell'inchiesta, era il marito, Ferdinando Di Mauro, anche lui al momento non indagato, condannato per associazione mafiosa, ad intercedere per lei e gestire la sua fallimentare campagna elettorale. È emerso che vi è stato l'appoggio, nel senso di un'attività di propaganda, di appoggio elettorale, da parte di 2 esponenti dell'organizzazione Cintorino in favore di una persona che si presentava ma poi non è stata eletta. Arriva la replica della Democrazia Cristiana. La candidata, dicono, aveva presentato il casellario giudiziale e carichi pendenti che erano in regola. La DC ribadisce che la mafia fa schifo e che sta lontano da ogni possibile contaminazione con ambienti illegali. E dell'operazione si scopre anche che le estorsioni non avevano confini, arrivando persino a chiedere il pizzo sulle escursioni all'Isola Bella di Taormina. Agli imprenditori, i clan Cintorino e Brunetto, chiedevano il 50% dell'incasso e si spartivano il territorio come se fosse cosa loro. Forti raffiche di vento di scirocco a Palermo. L'allerta della Protezione Civile: uscite solo se è necessario, evitate monopattini, bici e moto. Voli dirottati o ritardati, rami caduti in diverse parti della città, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Marco Gullà. Torna in maltempo su Palermo. La Protezione Civile regionale ha infatti diffuso un avviso relativo al rischio legato alle forti raffiche di vento, valido da oggi e fino a tutta la giornata di domani. Il vento che spira su Palermo è fortissimo, come vedete anche da queste immagini. Qui siamo nel quartiere di Bonagia e già diversi rami di alberi sono per terra. La Protezione Civile ha inoltre evidenziato che si consiglia di evitare le zone alberate dei parcheggi pubblici e dei viali, di transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche in cui sono presenti cartelloni pubblicitari o edifici pericolanti, di evitare di guidare monopattini, motocicli e biciclette, evitare quindi di passeggiare in zone alberate e non fare come questi 2 passanti. Situazione da monitorare anche in aeroporto. Le raffiche di vento arrivano proprio mentre la Sicilia sta per piombare in una sorta di anticipo d'estate. Nello specifico, in alcune zone dell'isola da oggi sono previste punte anche di 27 e 28 gradi. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di non bloccare la legge di stabilità e il bilancio di previsione della regione siciliana. Lo comunica Palazzo d'Orléans, è un segnale positivo, commenta il presidente Schifani, non solo per le istituzioni, ma anche per i cittadini e le imprese siciliane, che potranno contare su certezze nei conti pubblici e sulla continuità delle politiche economiche e sociali. Siamo in attesa della decisione finale del
del comitato interministeriale per iniziare i lavori nello stretto entro la fine di aprile. Così l'amministratore delegato di WeBuild, Salini, a proposito delle opere programmate per il ponte, che ha detto Salini dovrebbero durare complessivamente 7 anni e mezzo. A Catania le torri di Librino abbandonate al loro destino. Da anni si attendono interventi di riqualificazione per fronteggiare l'emergenza abitativa popolare. Ecco il sit-in del Sunia di stamane che accusa il comune. Troppe famiglie in alloggi malsani e sovraffollati. Tonino De Mana. Dall'ultimo incontro convocato lo scorso ottobre non è cambiato nulla. O forse sì. La differenza è la mega discarica che vedete ai piedi di una delle 2 torri di Viale San Teodoro a Librino. Più che altro scheletri di cemento che attendono interventi di riqualificazione annunciati e mai iniziati, con decine di famiglie che a sua volta aspettano una chiamata per un alloggio di edilizia popolare. Passano gli anni, aumentano le difficoltà e diminuiscono però le speranze di avere una casa dignitosa. C'è chi, nell'attesa vana, ha visto nascere e poi morire un figlio malato di leucemia. È nato nel 1998 con la leucemia cronica 5° grado. Il comune non mi ha dato neanche la casa popolare perché ho bisogno della casa popolare, perché la casa non era igienica, mio figlio aveva bisogno di cose igienici. Deceduto a Roma per un virus dei polmoni, che io sono anche invalido. Sotto l'imponente torre raccogliamo altre storie ed altri problemi. Non c'è nessun aiuto, chiama e c'è sempre da aspettare. Sono passati 13 anni. A dar voce alla protesta ci pensa il Sunia, che da anni sollecita il comune di Catania. C'è tanta gente tra l'altro che vive in alloggi malsani, in un sovraffollamento elevatissimo, è un fenomeno tutto catanese, che ci sono 2, 3, 4 famiglie che vivono nella stessa casa, perché purtroppo magari provenivano da una casa privata e hanno subito lo sfratto. I 128 alloggi alle torri e i 24 di Viale Moncada risolverebbero il dramma abitativo di quasi 200 famiglie catanesi, inserite in graduatorie che però non scorrono mai. Sempre a Catania, i sindacati in prefettura per la vertenza Pfeiffer chiedono che ci sia un confronto diretto con Confindustria Sicilia e Pfizer. Al momento si va avanti con il tavolo di discussione a livello territoriale che potrebbe spostarsi in sede nazionale. Restiamo a Catania, iniziati i lavori di riqualificazione di Corso Sicilia, dureranno 2 anni, operai e mezzi meccanici, come vedete, in azione per rimuovere una parte dello spartitraffico di cemento con numerose piante, eccole lì, sradicate dal terreno. Non mancano le polemiche, visto che in città già scarseggiano le aree a verde. Preoccupazione inoltre per i disagi tra gli operatori commerciali della zona. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità, con centinaia di auto incolonnate nel perimetro di Piazza Stesicoro. Ancora a Catania, nella sede del CNR, la finale regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze. È un'iniziativa nata per stimolare fra i giovani l'interesse per la ricerca e lo studio del cervello umano. Emanuela Corsi. 50 studenti provenienti da 17 scuole siciliane che si sfidano su intelligenza, memoria, emozioni, stress, invecchiamento, sonno e malattie del sistema nervoso. Le Olimpiadi delle Neuroscienze giungono alla fase regionale, che in Sicilia si svolge a Catania, nella sede del CNR, l'Istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Alla competizione studenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni che hanno già superato le gare di istituto. È molto difficile come materia da studiare perché diciamo che ci sono molti processi che sono un po' poco intuitivi da capire e che quindi richiedono diciamo uno studio approfondito. Le neuroscienze ci mostrano come il nostro cervello funziona e cosa effettivamente succede all'interno di esso. Oltre ad essere gare singole, sono gare di squadra, quindi vediamo anche come si lavora insieme, perché poi la ricerca è un lavoro di squadra. Il vincitore della gara rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale di Roma, organizzata dal Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3. Abbiamo bisogno di giovani talenti da reclutare nel settore della ricerca scientifica proprio per questo nobile scopo che è sia medico che sociale. Promotore dell'evento nazionale è la Società Italiana di Neuroscienze. I migliori classificati alla competizione internazionale verranno invitati a partecipare all'International Brain Bee Next Gen che si terrà a Boston nel mese di luglio in occasione dell'Alzheimer's Association International Conference.
È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio, state con noi. Calcio, stasera alle 20:30 torna in campo il Palermo, rosanero al Barbera contro la Cremonese per la partita della svolta. Qualche dubbio di formazione per Dionisi. Marco Cullà. È probabilmente l'ultima chiamata per dare una netta sterzata a quella che fino adesso è una stagione anonima. Il Palermo stasera al Barbera alle 20:30 contro la Cremonese va a caccia del sesto risultato utile consecutivo, consapevole che una vittoria contro i grigiorossi potrebbe aprire scenari decisamente importanti. Il Palermo punta a battere la Cremonese per accorciare sul quarto posto, ora distante 6 punti. La squadra di Stroppa è reduce da una grandissima vittoria contro il Catanzaro per 4-0, ma si è trattato dell'unico successo negli ultimi 4 impegni di campionato. Ogni partita è importante, dobbiamo viverla come la partita più importante senza pensare a quelle che dovremo giocare o quelle che abbiamo giocato. Giochiamo contro una squadra forte, quindi per certi aspetti, come dici tu, è uno scontro diretto perché comunque potrebbe farci fare un bel balzo. Al tempo stesso ogni partita che si giocherà da qui alla fine è uno scontro diretto, perché per me i valori si assottigliano molto in questo periodo della stagione, fermo restando che a numeri, a classifica, a valori, a organizzazione la Cremonese è senza ombra di dubbio una delle squadre più forti del campionato. Torna Ceccaroni in difesa, ma non ci sarà Pierozzi a destra. Diachité è il favorito per sostituirlo, ma scalpita anche Vasic. Ranocchia potrebbe partire dalla panchina. In mezzo dovrebbero giocare Blen e Gomez, Verre e Brunori a supporto di Poyampalo. Nella Cremonese non c'è Vasquez, squalificato per 10 giornate per frasi razziste. Ci saranno Jonsen, Van de Putte e De Luca in avanti. Il Catania si avvicina al derby con il Messina. Toscano torna ad avere qualche possibilità di scelta e continuerà ad affidarsi al doppio trequartista con il rientro di Stroppa. Marco Carli. Non vanificare il 4-1 di Latina è l'obiettivo del Catania, che giunto al quinto risultato utile consecutivo non vuole fermarsi e prova anche a capitalizzare il turno di riposo, visto che gli etnei non hanno giocato con la Turris esclusa dal campionato. Insomma, l'obiettivo è non tornare sull'altalena come è stato per quasi tutto il torneo, se si eccettua la parte iniziale. In tal senso la maggiore possibilità di scelta su cui può contare Toscano, con il ritorno di Anastasio e Dal Monte dai rispettivi infortuni, e quello di Stoppa dalla squalifica, dà ulteriore slancio in vista del derby col Messina. Squadra viva, come dimostra il pari di Cava dei Tirreni, nonostante le vicissitudini e le penalizzazioni del periodo. Trasferta vietata ai residenti nella provincia di Catania. Tornando al calcio, ecco dunque che con Stoppa aumenta la qualità. Insieme a Jimenez infatti potrebbe esserci proprio il giocatore ex Catanzaro. A centrocampo ha fatto benissimo Quaini, dovrebbe essere confermato l'alternativa è Frisenna, anche lui protagonista a Latina. Siamo stati bravi nel secondo tempo a portarla a casa, però dobbiamo dare continuità di risultati, è importante, dobbiamo dare un segnale forte e siamo sulla strada giusta. Ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.